Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il risveglio dell'Etna, si è conclusa all'alba l'attività stromboliana sul vulcano, gravi disagi per la pioggia di sabbia lavica che ha ricoperto vasti settori. In città vietato girare con le due ruote. Chiuso per cenere, di nuovo disagi all'aeroporto Fontanarossa di Catania che dopo il rogo di luglio paga adesso le ricadute dell'emergenza Etna, la riapertura prevista alle ore 20. Migranti compra la barca e dividono la spesa per il carburante. Dal racconto di un tunisino, il primo caso di migranti che organizzano in proprio la traversata per sfuggire agli scafisti. Riposto ai falsi preti, l'intervento del vescovo di Acireale Raspanti che dopo la scomunica ai ministri di culto illegittimi avverte i fedeli: chi li frequenta non è in comunione con la Chiesa. 11 cuccioli congelati, le carcasse scoperte dai vigili urbani dopo il blitz in un canile lager a Riposto nel Catanese. Calcio, il Palermo eliminato dalla Coppa Italia si prepara alla prima giornata di campionato. Venerdì a Bari il Catania si ferma e torna ad allenarsi mercoledì a Ragalna. Sul mercato invece prosegue la caccia ad un attaccante. Buongiorno e bentrovati. Dunque, come avete sentito dai titoli, è una vigilia di Ferragosto movimentata da un'eruzione sull'Etna che è andata avanti per tutta la notte e si è conclusa all'alba. Il pennacchio di cenere che si è innalzato e poi ricaduto su ampi settori della città e non solo. Tanti disagi a partire dalla chiusura dell'aeroporto di Catania al divieto di girare con le due ruote. Cominciamo con Giusy Lazzara. A movimentare il Ferragosto ci pensa anche l'Etna, con l'eruzione della scorsa notte e l'emissione di cenere caduta su tutto il versante sud del vulcano. Catania si è svegliata così, sotto una nube nera, con le strade ricoperte di cenere. Qui siamo a San Pietro Clarenza, un nostro telespettatore ci segnala alle linee WhatsApp 342 74 5005 la situazione per le strade e le auto sotto una coltre nera. Ci spostiamo sul litorale di Vaccarizzo. La spiaggia si è ricoperta di un'altra sabbia, questa volta portata direttamente dal vulcano. Cenere che ha fatto scattare l'ordinanza del sindaco di Catania, Trantino, con le squadre al lavoro per la rimozione della sabbia vulcanica dalle strade. Sorvegliato speciale comunque resta l'Etna, che alle 20:40 di ieri ha fatto scattare l'allert nella centrale operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Lo vedete l'inizio dell'eruzione sul cratere di sud-est a quota 3000 metri, il picco alle 3 di notte, poi pian piano si è esaurito il tremore fino alle 5 di stamattina, quando la situazione era questa. Episodio che si inquadra nella tipicità dell'attività eruttiva del cratere di sud-est, che in questi ultimi 20 anni è stato interessato da centinaia di fenomeni di fontana di lava e che si inquadra in una fase del vulcano in graduale e lenta ricarica ormai già da circa un anno. L'eruzione è conclusa, dice l'INGV, ma l'emissione di cenere resta discontinua. A pagarne lo scotto, come dicevamo, è anche l'aeroporto di Catania che dopo i disagi provocati dal rogo del luglio scorso adesso si trova ad fronteggiare questa nuova emergenza. Lo scalo è chiuso, riapre alle 20, ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Orazio Longo. E qui a Fontanarossa è tornato l'incubo dei dirottamenti, dei voli dirottati e dei voli cancellati. Sono tanti i voli cancellati e quelli dirottati questa mattina. Stavolta la colpa però è della cenere dell'Etna. Ve la facciamo vedere col nostro operatore Gaetano Iudica. Questa è la cenere davanti al Terminal A, come potete vedere, ed è la stessa cenere, anzi ci dicono ancora di più, quella che si trova nella pista di atterraggio e di partenza dell'aeroporto. Pista che in questo momento è solcata dalle macchine pulitrici, ce ne sono 5 in funzione in questo momento e che si spera entro le 20 possano completamente ripulire la pista. Vanno ripuliti anche i motori degli aerei che naturalmente con il vento che anche adesso soffia un po' hanno portato la cenere nei motori. Va detto che sono tanti i voli, come vi dicevo, dirottati e sono tanti i voli anche cancellati. Quelli dirottati sono dirottati a Comiso, sono dirottati a Trapani e a Palermo e questa invece è la situazione, tanta
tanto nervosismo anche tra i passeggeri, ma se mi seguite vi faccio vedere anche com'è all'interno in questo momento l'aerostazione. Sono tantissimi quelli che cercano un po' di far passare la giornata bivaccati, sdraiati a terra in attesa che qualcosa succeda di qua alle 20 o comunque semplicemente nella speranza che le 20 possa essere realmente l'orario di riapertura. Anche qui a Fontanarossa in questo momento i tabelloni sono spenti, i tabelloni degli arrivi, e non potrebbe essere diversamente, non essendoci in questo momento nessuna attività né in arrivo né in partenza. C'è una voce che registrata che dice insomma qual è la situazione, cioè che bisogna rivolgersi alle proprie compagnie perché sono loro che in questo momento decidono dove atterrare, se cancellare e via dicendo, naturalmente con tanto disagio per i passeggeri. Ti ridò la linea. Grazie ad Orazio Longo, naturalmente vi aggiorneremo sulla situazione dell'aeroporto e non solo nelle prossime edizioni a partire da quella delle 19. E condizionate dall'Etna saranno anche parte delle gite, delle passeggiate tipiche della vigilia di Ferragosto. A causa della cenere caduta su Catania, il sindaco trentino ha vietato per le prossime 48 ore la circolazione di cicli, moto, auto e veicoli con velocità fino a 30 km all'ora, quindi anche i monopattini. In corso la ripulitura di piazze e strade della città. Il sindaco raccomanda ai cittadini di depositare la cenere una volta spazzata in piccoli contenitori adiacenti alle abitazioni. E malgrado l'Etna, sulle spiagge di Catania e provincia stanno già sorgendo le tendopoli per trascorrere in riva al mare la notte di Ferragosto, come dimostrano queste immagini girate stamattina nella zona di Giarre. Un film che si ripete non solo nelle spiagge libere ma anche in alcuni degli stabilimenti balneari della playa, e questo in barba ai divieti di falò e di accampamento sulla spiaggia che arrivano puntuali ogni anno. A Catania ancora il sindaco trentino ha firmato l'ordinanza che include anche il divieto di bevande alcoliche da stasera fino all'alba di domani, ma più forte dei divieti evidentemente è la tradizione dei picnic e della serata sotto le stelle. Il rischio, ricorda ancora il primo cittadino, è di incrementare gli incendi senza contare i danni ambientali. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata all'eruzione sull'Etna e alle ricadute sull'operatività dell'aeroporto di Catania. Parliamo invece di migranti. Ora ci si organizza anche con mezzi propri per raggiungere le coste siciliane. Il primo caso scoperto proprio stamane dalla Finanza a Lampedusa. Sentiamo Laura Spanò. Le traversate verso l'Italia non avvengono solo tramite le organizzazioni criminali. La gente infatti si organizza con propri mezzi, così come è accaduto nell'ultimo sbarco della notte a Lampedusa. La barca è di mia proprietà, ci siamo autofinanziati per comprare 6 taniche da 20 litri di carburante. Questo è quello che i militari della tenenza di Lampedusa si sono sentiti raccontare alle 5:50 quando hanno rintracciato gli 8 tunisini, fra cui una donna e 5 minori. L'imbarcazione in legno di 5 metri è stata sequestrata. Il costo per la traversata dalla Tunisia va da 1.500 fino a 6.000-8.000 dinari. Gli ultimi 42 migranti soccorsi alle 7:30 dalla Finanza hanno raccontato di avere pagato 2.000 dinari tunisini, alcuni in contanti, altri tramite agenzie money transfer. Un dettaglio quest'ultimo che potrebbe rilevarsi determinante per le attività investigative di Finanza e Squadra Mobile di Agrigento. Si indaga intanto anche su un'imbarcazione senza motore con a bordo 35 migranti che hanno riferito di averlo perso in mare. Gli investigatori non ci credono, specie dopo i casi di abbordaggio venuti alla luce nelle scorse settimane e l'arresto di 4 tunisini fermati per pirateria da Mobile Finanza e Capitaneria. I 35 migranti saranno interrogati dagli investigatori, ma quella di ieri fino a mezzanotte è stata una giornata di sbarchi continui con approdi autonomi, se ne sono contati ben 24, tunisini ma anche subsahariani dell'Africa centrale. Intanto il sindaco Filippo Mannino torna a farsi sentire. Il governo e l'Europa dovrebbe affrontare il problema dell'immigrazione non in maniera emergenziale ma strutturale. Mannino si aspetta un gesto forte di vicinanza da parte del governo italiano nei confronti di un popolo, di un territorio che ha già i suoi disagi, le sue problematiche, che dovrebbe essere aiutato con norme strutturali, dice. E veniamo adesso alla vicenda dei falsi preti di riposto. Abbiamo raggiunto il vescovo di Acireale, Raspanti, che dopo la scomunica a questi ministri di culto illegittimi mette in guardia anche i fedeli. Marco Carli. Da alcuni anni in realtà ci sono movimenti di diverse persone che fanno riferimento a diverse, chiese, perché si autodefiniscono così. E già in passato abbiamo fatto un documento simile in cui abbiamo cercato di mettere in guardia i fedeli.
Dagli Stati Uniti, dove trascorre le vacanze in una parrocchia di Manhattan, a New York, Antonino Raspanti ammonisce ancora: attenzione ai falsi preti. Il vescovo di Acirale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, mette in guardia i fedeli. Nel territorio di riposto, che fa parte proprio della diocesi di Acirale, erano stati segnalati diversi casi di celebrazione illecita dei sacramenti. Raspanti dunque ha deciso di intervenire con una nota in cui si parla di ministri di culto che dichiarano di appartenere ad una comunità ecclesiale che si attribuisce il nome cattolica, pur non avendo alcun vincolo di comunione con la Chiesa Cattolica Romana e con il Papa. Il comunicato è stato affisso nelle chiese della diocesi e letto durante la messa. Il fenomeno, inoltre, pare stia dilagando sui social, con benedizioni a domicilio e celebrazioni pubbliche con foto e video postati su TikTok. La possibilità di irradiare potenzialmente infinita, di fatto comunque ha sempre dei limiti, e tuttavia certamente travalica di molto i confini territoriali di una diocesi sostanzialmente piccola come quella di Acireale. C'è anche un ammonimento per chi decide di partecipare alle celebrazioni di queste comunità e ricevere i sacramenti. Mi incombe il dovere di mettere in guardia i fedeli battezzati attualmente in piena comunione, insomma pienamente cattolici romani, metterli in guardia che se frequentano, se vanno, se incontrano comunità e ministri di questo tipo, non sono assolutamente in comunione con noi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Adesso una storia che sembra dell'orrore. Conservava in frigorifero 11 carcasse congelate di cuccioli di cane. A fare la scoperta al riposto nel catanese la polizia municipale dopo il blitz in un canile. Nella struttura fatiscente erano rinchiusi 11 cani denutriti e in pessime condizioni. I cuccioli morti potrebbero essere i figli di alcune delle cagne liberate in precedenza nel corso di un intervento scattato dopo la segnalazione di un'animalista volontaria. Abbiamo subito revocato l'affidamento all'uomo dopo le immagini che lo ritraevano mentre maltrattava i poveri cani, ha fatto sapere il comune. E torniamo adesso alle manifestazioni in vista del Ferragosto. Messina si prepara al giorno dell'Assunzione con la tradizionale processione della Vara che domani attraverserà la città fino al Duomo. Francesco Triolo. Una storia di fede lunga 500 anni, quella della Vara di Messina, che si rinnoverà anche quest'anno con la processione che domani vedrà in piazza migliaia di fedeli per rinnovare una tradizione, un'autentica festa di popolo che richiama fedeli da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Da giorni la macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli con il percorso, il dispositivo di sicurezza da approntare e limato questa mattina in questura per quello che è l'evento clou delle manifestazioni religiose in riva allo Stretto. Il montaggio dell'immensa struttura è stato completato nella giornata di ieri a piazza Castronovo con la sistemazione delle statue dei personaggi e da oggi, ai piedi del Cippo, i devoti messinesi si raduneranno per la messa presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla, ammirando la macchina votiva in tutto il suo splendore. In serata è programmata la tradizionale quanto spettacolare passeggiata dei giganti Mate e Grifone del Cammello, con partenza da piazza Unione Europea fino al viale Giostra e rientro. Domani la processione partirà intorno alle 18:30 da piazza Castronovo, prima la benedizione delle corde con cui i centinaia di fedeli a piedi nudi trascineranno la Vara lungo via Garibaldi e sino a piazza Duomo con la spettacolare quanto insidiosa girata di via 1° Settembre. All'arrivo di fronte alla cattedrale l'arcivescovo concluderà la processione impartendo la solenne benedizione alla città e subito dopo in cattedrale sarà celebrata la messa. E siamo agli spettacoli. Giovanni Sollima incanta Segesta, il violoncellista e compositore siciliano, noto in tutto il mondo, si è esibito nell'ambito del Segesta Teatro Festival per quinte le colonne del Tempio di Urania. Orazio Longo. Aggiungi un arco a un tempio antico e la magia è fatta. Violoncellista di fama internazionale e compositore italiano tra i più eseguiti al mondo, Giovanni Sollima è stato il protagonista della seconda edizione del Segesta Teatro Festival.
Una rara reunion dell'ensemble elettroacustico fondato durante il periodo newyorkese tra la fine degli anni 90 e il 2000, il cui nome è stato suggerito al musicista dal compositore Philip Glass. Violoncello, trio d'archi, tastiere e percussioni per un programma che, a parte la presenza integrale di Spasimo, sintetizza il percorso compositivo del poliedrico musicista e compositore. Il Segesta Teatro Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura e promosso dal Parco Archeologico di Segesta. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi torniamo con gli aggiornamenti di calcio. A tra poco. Ed eccoci alla pagina sportiva. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Palermo inizia a lavorare in vista della prima giornata di campionato che sarà venerdì a Bari. Ci dice tutto Marco Gullà. La prestazione a Cagliari è stata più che incoraggiante. Il warm-up di Coppa per il Palermo è andato bene, ma la macchina rosanero ha ancora bisogno di qualche ritocco. Oggi inizia la settimana che porterà la sfida di Bari in campionato, la prima, in programma venerdì sera al San Nicola. Il ritorno al 4-3-3 è stato ben assorbito dalla squadra che ha messo in campo le idee di gioco maturate in ritiro. Eugenio Corini, da questo punto di vista, può essere soddisfatto. I rosa seguono l'allenatore e credono nei suoi concetti. Adesso abbiamo la partita di venerdì a Bari e vogliamo andare a fare una grande prestazione e vogliamo coronarla con un risultato perché lo merita la squadra, lo meritano i nostri tifosi, l'impegno e l'atteggiamento c'è stato, sicuramente a livello d'attenzione quella virgola a volte fa la differenza e non la siamo stati capaci di portarla dalla nostra. Mercato, sfumano Prati e Moruta, nel primo andrà al Cagliari di Ranieri, il secondo invece tornerà al Pisa, ma il DS Rinaudo sta comunque lavorando sul piano B che dovrebbe essere Rivas della Regina. Sulla fascia sinistra l'idea adesso è quella di arrivare a Corrado della Ternana. Resta aperta la pista che porta anche a Di Chiara della Regina. E i giocatori del Catania invece sfruttano alcuni giorni di riposo prima di tornare ad allenarsi a Ragalna. Sul mercato invece prosegue la caccia ad un attaccante. Marco Carli. Ore di relax per i calciatori del Catania che dopo l'allenamento congiunto con il Paternò terminato 0-0 hanno chiuso il ritiro di Zafferana. Tabiani fino ad ora ha diretto 32 sedute. Mercoledì pomeriggio al Carone di Ragalna la ripresa della preparazione in attesa di avere disponibili il Massimino e il Cibalino e in vista della prima di campionato contro il Crotone proprio nello stadio di casa. Se la squadra si rilassa per queste festività continua incessante il lavoro della dirigenza con il DS Laneri in testa che sul mercato deve centrare gli ultimi colpi. Pur trattandosi di allenamento dopo un lavoro di preparazione certamente pesante, lo 0-0 con il Paternò ha ribadito ulteriormente quello che è noto da tempo a tifosi e dirigenza. L'attaccante con un numero importante di gol potenziale in campionato è fondamentale. I nomi accostati sono tanti, dal potenziale ritorno di Fiamma per Caturano a Di Carmine fino a Galabinov, ma altri se ne potrebbero aggiungere. L'idea, come è noto, è un giocatore con qualità che possa essere utile anche in futuro per la cadetteria, ma per completare l'organico e renderlo in assoluto competitivo per i primi posti, oltre all'attaccante è necessario l'altro difensore centrale con Liotti che potrebbe fare al caso, ma qualcosa ancora per dare alternative di valore, ruoli importanti, a centrocampo ad esempio, potrà arrivare. Insomma, il lavoro non manca di certo e il periodo che seguirà il Ferragosto diventerà decisivo e coinciderà anche con il lancio della campagna abbonamenti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.